Una notte di Ferragosto che davvero sarà difficile da dimenticare, con tanto di fuochi d'artificio, ma stavolta far vedere le stelle a un giovane trevigiano 22enne è stato un pugno al volto che lo ha stordito a tal punto di risvegliarsi solo una volta dentro l'ambulanza che lo ha soccorso. Ma andiamo per gradi. Vanilla Club, Jesolo, un alterco all'interno accanto al bancone del bar con un altro ragazzo, è l'una di notte, poi tutto sembra smorzarsi, procedere liscio, si balla, si scherza fino alle 5:30 del mattino, orario in cui la discoteca chiude le porte e si esce. Con lui un amico. Appena stanno per raggiungere l'auto, non fanno a caso al gruppetto di ragazzi che sono poco lontani, non sanno che stanno aspettando proprio loro e da un bel po'. Quel che accade poi è tutto scritto nella denuncia sporta agli agenti di polizia di Bassano guidati dalla dirigente Elena Peruffo, visto che il 22enne trevigiano lavora nel Bassanese, e nel referto del pronto soccorso che gli dà ben 20 giorni di prognosi. Anche l'amico ha preso un pugno, ma non così forte da fargli perdere i sensi. Insomma, difficile capire il perché di tanta ferocia, soprattutto risalire agli autori, pare talmente veloci e lesti da menare e poi dileguarsi. Le indagini proseguono.